Come farsi perdonare da un ragazzo. Avete litigato con il vostro partner e, consapevoli d'aver sbagliato, volete trovare il modo di farvi perdonare ma siete a corto di idee? Seguite i nostri consigli, con un pizzico d'originalità. Nell'immaginario femminile e nei film chiedere perdono è una prerogativa tipicamente maschile, spesso è infatti l'uomo a combinare qualche incidente di percorso a cui deve porre rimedio con gesti più o meno eclatanti. E come dimenticare l'arrampicata sulla scala di servizio di un fatiscente condominio di Hollywood da parte di un giovane Richard Gere, con tanto di mazzo di rose da offrire in perdono alla sua pretty woman. Oppure l'invito a salire sul palco da parte del ballerino Johnny, alias Patrick Swayze, nel tentativo di chiedere scusa alla sua baby in Dirty Dancing? Eppure uno studio confermerebbe che le donne chiedono perdono più frequentemente dei corrispettivi partner. Un malinteso, una parola sbagliata, l'eccessiva gelosia, possono incrinare il rapporto e rompere l'armonia. Ti trovi anche tu in questa difficile situazione e desideri un modo originale e soprattutto efficace per farlo tornare da te a braccia aperte? Ecco una lista di possibili soluzioni, semplici ma efficaci, scegli quella più adatta al vostro tipo di rapporto e in bocca al lupo. 1. Parlargli. È il modo più semplice per chiedere perdono, e spesso il più efficace. Prendi un bel respiro, guardalo negli occhi e dosa bene le parole che stai per dire. Mostrati sinceramente dispiaciuta ma non cercare mai scusanti per quello che hai commesso, rimangare il passato avrebbe solo il potere di irritarlo ulteriormente e la conversazione potrebbe sfociare in un ulteriore litigio. Ricordagli invece quanto tu ci tenga a lui e che anche tu, come tutti gli esseri umani del resto, puoi sbagliare. 2. Fai una lista dei 100 principali motivi per cui lo ami. Cosa scrivere, particolari su di lui che conosci solamente tu, ad esempio il fatto che dorme con i calzini, che quando si sveglia ha la voce sexy, del suo profumo particolare e così via. Cosa non scrivere, ovviamente il fatto che sa perdonare. 3. Prepara una torta con sopra la scritta perdonami. Gli uomini amano essere presi per la gola e una sorpresa così dolce li sbalordirà di certo. In genere lo sforzo e la dedizione ripagano su tutto. 4. Portagli la colazione a letto, funziona sempre. 5. Scrivi ti amo nei posti e nei modi più assurdi, in un foglietto nel libro che è sul comodino, con il rossetto sullo specchio, in un post-it sul tappetino del mouse, su una foto di voi due fatta cadere accidentalmente nella borsa di lavoro, nella custodia degli occhiali, sotto il tergicristallo della macchina. Potete optare anche per una lettera o una poesia d'amore. 6. Fagli trovare un fiore simbolico e un biglietto. Lo sapevi che il giglio bianco significa purezza in amore, l'orchidea significa profonda dedizione e il papavero rosso amore eterno? 7. Cantagli una canzone che chieda di perdonarti. Scegli un testo che vi rappresenti e che sia vostro, una canzone romantica come Per te di Giovanotti o La cura di Battiato. Ancora meglio se riadatti il testo con parole tue, personalizzandolo, e lo accompagni con una chitarra. Non preoccuparti se non sai suonare o se la tua voce non è propriamente quella di un usignolo, ricorda l'effetto sortito da una stonatissima Cameron Diaz nel matrimonio del mio migliore amico. 8. Regalaci una cosa che desiderava da tempo, è il modo migliore per fargli sapere che sei comunque attenta anche alle sue esigenze. Asseconda le sue passioni, soprattutto quelle che non vi accomunano. L'ideale è un biglietto per andare a vedere la partita allo stadio o per andare a visitare una mostra di auto.